Abbiamo la sigla come nei programmi televisivi veri perché Paola la voleva a tutti i costi. Siamo in diretta dalla pagina Facebook di un festival letterario sulla Terra Leggeri, un festival che abbiamo fatto per 11 anni, prima all'Argentiera, un bellissimo borgo minerario sul mare, poi nel centro di Sassari, al Duomo. È un festival che deve il suo nome a un romanzo di Sergio Azzeni, Passavamo sulla Terra Leggeri. La nostra idea è sempre stata quella di fare cultura, di parlare di libri, musica, teatro con un po' di leggerezza. Adesso questi non sono tempi molto leggeri, non è facile, forse non è neanche giusto parlare con troppa leggerezza delle cose per tutto quello che stiamo vivendo, però ci è venuta voglia di ricominciare su questa pagina con il nostro pubblico, speriamo con i lettori e le lettrici che vengono di solito al Duomo a sentire le storie che portiamo in piazza. Ci è venuta voglia di ricominciare a parlare con scrittori, musicisti, giornalisti, fare musica dal vivo, magari far suonare delle persone che sono molto lontane. E chi segue il festival da tanto tempo conosce le nostre facce, sa che il gruppo di lavoro che realizza il festival è composto da tante anime, alcune sono rappresentate dai quadratini che vedete adesso sullo schermo. Paola Soria, scrittrice, social media manager dei social della RAI, Renzo Cugis, la volpe grigia di Capoterra, Silver Fox, lo chiamano a Capoterra, grande musicista, frontman dell'Armeria dei Briganti, il Jimi Hendrix delle canzoni per i bambini con le filastrocche and roll, ha suonato in tutte le scuole del regno. È collegato con noi da Milano il grande Giorgio Terruzzi, giornalista, scrittore, giramondo, avrà seguito più di 300 gran premi in giro per il mondo, li ha raccontati, ce li ha spiegati, ce li ha fatti capire. Giorgio, invece, per chi racconta lo sport, questo che al momento è probabilmente il momento di guardarsi indietro, per chi ha vissuto tanto come te dentro lo sport di altissimo livello, aprire un po' il baule dei ricordi e raccontare delle storie un po' alla tua maniera, no? Beh sì, perché in questo tempo qui la memoria aiuta, insomma, in qualche modo rispolvera. L'altro giorno parlavo con Robert Kubica, che è una persona straordinaria, secondo me, che è stato fuori dalla Formula 1 8 anni, e diceva: la cosa che più ho riscontrato tornando a correre l'anno scorso, la mancanza di memoria, cioè un sacco di ragazzi, di persone, di manager, non si ricordava nemmeno cosa accadeva 8 anni fa, no? Invece scusa, Kubica è quello che da Milano a Forte dei Marmi ci aveva messo quanto? 1 ora e 6 minuti. Ma perché è andato in elicottero? No, il problema è che l'ha detto a mia figlia, che è convinta che uno che ci mette 2 ore e un quarto è un pirla andare a che poi il tempo è 3 ore e mezza, 3, no? Ma corrono davvero? Corrono davvero i corridori? Cioè sono persone che anche nella vita sono un po' senza coscienza sulle strade? Sì, non tutti, ma diciamo così che la percezione della velocità è molto diversa dalla nostra, per cui hanno tutti delle automobili sui quali montano dei motori di Boeing e si muovono per il mondo con una velocità che per noi è fuori dalla grazia di Dio, e loro la trattano un po' come una cosa normale. Tanto è vero che consiglio a chiunque di non salire mai, neanche per andare a prendere il gelato con questi qui, perché trattano... Cioè se Prost mi chiede di darmi un passaggio, no, assolutamente no. No, Treno. è una cazzata grave, perché perdi il gusto di mangiare il gelato dopo, anzi se lo mangi lo No, per vomiti. tutta la vita forse. Sì, no, Senti, sì. tu hai detto che sono nelle loro casette, ci sei mai entrato in una di queste case? Sono come quelle dei calciatori tipo che affacciano sul Golfo di Napoli o boschi di 10.000... Sì, sono casi di persone, diciamo così, molto benestanti, spesso molto belle, perché a differenza di molti calciatori, queste persone qui, una delle cose che si impara a fare la Formula 1 è che devi sapere sempre dove stare, dove sei, no? Per cui sono abituati ad una, come dire, una duttilità e a un gusto evoluto, non so come dire. Ma Spesso, molti sono anche ricchi di famiglia, no? Perché bisogna fare grossi investimenti per entrare nel mondo della Formula 1. in realtà non tutti, perché se pensiamo, non so, Schumacher era un povero, Alonso era un povero, Raikkonen era un povero,
Kubica era un poverissimo, abbandonato a 14 anni nel garage di uno che faceva i go-kart in Italia. Cioè, non è vero che sia poi così. Qualcuno in questi tempi soprattutto sì, cioè viene da famiglie molto, molto benestanti. Allora, se a me un giorno dovessero dire di frugare nella scatola nera di Giorgio Terruzzi, di estrarla e andare a vedere dei suoi ricordi di giornalista e di uomo di sport che cosa c'è dentro, io sicuramente tirerei fuori una delle cose che mi ha fatto più ridere negli ultimi 5 anni, Giorgio, ed è il racconto di quando Enrico Mentana ti chiese e ti affidò un'incombenza importante. Vai in Argentina e stana Maradona. Sì, è una storia abbastanza divertente perché era connessa, questo avveniva prima di un Gran Premio, cioè io sarei già dovuto andare in Argentina comunque per il Gran Premio, andai prima, nel momento, come dire, di massimo casino connesso a Maradona, post Napoli. Questo determinò con Attilio Zoia, che era il cameraman che venne con me, un santuomo, uno degli uomini più buoni e pazienti del globo, una serie di come dire, viaggi notturni per Buenos Aires, prese per il culo, perché poi con quel manager che aveva allora, che era Coppola, che era un cialtrone totale, per cui all'inseguimento di quest'uomo che aveva una suite allo Sheraton, dove a un certo punto della notte si presentava accompagnato, non stiamo qui a descrivere la compagnia, ma pur avendolo beccato 2 o 3 volte in questa settimana non c'era verso di combinare questa intervista. Fino a che al giovedì notte, tardissima notte, lui arrivò allo Sheraton dove marcavamo punto con Attilio, e io ero in difficoltà perché il giorno dopo sarebbero cominciate le prove del Gran Premio, quindi insomma lo fermai e gli chiesi, lui disse no, vieni domani mattina in questo posto presto, e mi scrisse un indirizzo su un fogliettino. Bene, quel giorno lì era già venerdì, cioè già cominciavano le prove. Io al mattino presto con Zoia, Attilio, il santo, prendemmo un taxi e vagammo per credo 2 ore nella pampa sconfinata, come si suol dire. Cioè, era veramente la pampa sconfinata. Fino a che arrivammo in un posto, chissà quale posto fosse, non riuscirei neanche a trovarlo più. Comunque, dove c'era un campetto e compagnia bella, scendemmo e pregai il tassista di non muoversi da lì. Andammo a aspettare questo campetto, arrivò Maradona con E lui cosa ti ha detto? Certo, signor Terruzzi, io l'aspetto qui, motore acceso, non si preoccupi. Signor Terruzzi no, ma certo l'aspetto qui sì. Arrivò Maradona con queste automobili con i vetri neri, di queste cose dei calciatori, queste sgare. Vabbè. E non mi fece mettere il piede, nemmeno il piede nel campo, e disse no, allora la cosa è questa, vieni stanotte, torna allo Sheraton, però mi porti il pass per entrare in pista alla Formula 1 domani, perché vengo, e facciamo l'intervista. E andò via lui e i suoi amici. Ovviamente il tassista non c'era più. No! Non c'era più. E ci mettemmo a camminare come 2 pirla, non sapevamo neanche dove fossimo. In più era mattina ormai, cioè eravamo proprio un po' nei guai. Allora, dopo un certo tempo, in questa strada deserta, arrivò questo scuolabus giallo che, vedendo la telecamera, perché allora le telecamere erano quelle telecamere per ingombrare, noi segnalammo, chiedemmo di fermare, insomma, si fermò sto qua e chiedemmo, diceva, guardi, noi siamo 2 giornalisti, dobbiamo andare al circuito Oscar Galvez dove c'è la Formula 1. Questo ci fece cenno di salire, chiuse le porte e, rivolto ai 14 ragazzini che c'erano sullo scuolabus, disse: ragazzi, oggi niente scuola, andiamo alla Formula 1. È un racconto di Soriano. Sembra. Se spara qualcuno è proprio pubblicabile, non ha sparato nessuno a nessun No, non ha sparato nessuno. Arrivammo in pista con tutto lo scuolabus e i bambini e l'autista. Andai da Eccleston, che è una delle persone più intelligenti che ho conosciuto nella mia vita,
E gli dissi, ascolti, guarda, non ne sto qui neanche a spiegare. Però ho bisogno di A, il pass di Maradona che glielo porto stasera e domani viene, B, 15 biglietti perché c'è fuori. Per i ragazzini. Scuola bus. Lui senza batter ciglio, ridendo, diede tutte e due le cose. Cioè, non è che fece più di una domanda o due. Cioè, pronto, di quelli pronti, nati pronti. Però la cosa che conta è che tu hai portato a casa l'intervista in esclusiva con Maradona e sei stato l'unico in Italia. Ma inutilizzabile. Perché? Come inutilizzabile? No, era talmente fuori dalla grazia di Dio che non c'era. No! Era completamente inutilizzabile. Ma non si capiva quello che diceva. Tutto questo per dire che è inutile. Cioè, Giorgio, allora davvero devi scriverci un racconto e almeno dare un senso. No, è stato un epilogo divertente perché 10 anni dopo, al Gran Premio di Monte Carlo, a Monte Carlo c'è un ascensore che dai box dalla pit lane porta al paddock con un tunnel. Insomma, io vidi l'ascensore, corsi per prenderla, entrai, si chiusero le porte e nell'ascensore c'era Maradona con sua figlia, da soli. Io zitto, Maradona dopo 12 secondi guardando mi disse tu mi hai rotto i coglioni. Ho detto sì, sono io, però sono contento di vedere che sta bene con sua figlia. Lui mi ha abbracciato, amico mio, insomma un cagamento, e si sono aperte le porte dell'ascensore davanti a una schiera di fotografi e io ero abbracciato. Lui l'ho menata per anni, cioè, come dire, non è che stiamo parlando di un pirla qualunque. Quindi questa ha avuto in qualche modo, l'utilità è stata questa. Guarda, è un po' come Nicola che va in giro a dire a tutti che ha il cellulare di Giorgio Terruzzi, insomma, più o meno è così. Esatto, cioè, siamo anche usciti, vabbè. Grazie Giorgio, è stato bellissimo averti con noi per questa nostra prima specie di puntata di qualcosa che non sappiamo cos'è. Io vi ringrazio voi, spero che in un futuro non lontano di tornare da voi lì. Ci vediamo ti facciamo in piazza. riraccontare questa cosa, Giorgio. Esatto. Fino allo sfinimento. Grazie Giorgio. Adesso devi schiacciare tu il tasto di uscita, se no noi non siamo in grado dalla regia. Vai, ciao. Grazie, grazie davvero. Ciao. Tocca a me quindi adesso. La volpe grigia del Campidano. Silver Fox. Sumrajai grigio. Sumrajai del Campidano, la volpe grigia del Campidano, che vi deve parlare di un musicista, di un collega, di un caro amico, un musicista che si divide tra due arti molto differenti l'una dall'altra. A volte tiene in mano il microfono, a volte tiene in mano la zappa, perché lui è un cantautore agricoltore. Sammarra, possiamo dirlo. Sammarra è sardo. Abbiamo detto lui è un agricoltore cantautore, ha un nome d'arte che è tutto un programma, Randaggio Sardu, non c'è necessità di tradurlo perché è chiaro per tutti quale sia il suo nome d'arte, ma anche un nome di battesimo, un cognome, Carlo Concu, che dovremmo adesso trovare, che si collega con noi da San Luri. Eccolo qua, ce l'abbiamo davanti. Carlo. Ciao Carlo. Ecco, buonasera a tutti. Ciao, comandante Randaggio. Abbiamo da subito svelato la tua duplice identità, però abbiamo detto, possiamo dire che hai dei predecessori molto importanti. Ci sono stati, Roberto Vecchioni, cantautore, insegnante, Enzo Iannacci, cardiochirurgo e cantautore. Anche tu col cardio hai qualcosa a che fare, cosa sei? Sì, con il cardio ho molto a che fare, specialmente nella stagione in cui si zappano e si tagliano. Dì la verità, l'hai detto tu sei un cardiologo, l'hai detto. Cardiologo, sì. Cardiologo. Cardiologo. Allora Randaggio Sardu. Ma questa è la tua azienda, Carlo? Sì, sono in azienda. Che pianta è quella? È un alberello? Allora, qua abbiamo un pino che fa ombra negli spuntini estivi e poi dietro si vede un po' di cipolle, agrumi, eccetera. Prima con Terruzzi abbiamo parlato delle case dei calciatori e dei piloti di Formula 1, adesso stiamo invidiando te che hai la stessa dimensione di agro. Diciamo. È il tuo hobby, no? Questo della coltivazione dei campi? Allora, questo della coltivazione è il mio lavoro. Davvero? Sì, è azienda, lavoro qua ormai da 2-3 anni, da solo, 20.000 metri e in questo periodo fa invidia a qualcuno, ecco. Ma è una cosa di famiglia? No, questo è stato un mio sogno sin da sempre. Ho pensato che le mie braccia dovessero tornare all'agricoltura e fare quella che
puoi che appunto sempre comunque- riprendere puoi quello che sempre era un ric- lavoro nobile. Puoi sempre riciclarti comunque l'azienda come il tuo potere da artista, puoi sempre dire, beh, io ho una casa in campagna, perché insomma Ma noi sì. artisti... Perché Sì, ho è una come il villa. vigneto di Sting, dai, come il vigneto di Sting. Non La solo, cosa- tu hai una casa in Sardegna. Sì, Sì. in Sardegna. Carlo, ma in Sardegna dove? Dove sei? Io sono a San Luri, medio campidano pieno, medio campidano E proprio. sei anche di San Luri? E sono di San Luri, E quindi sei Sedoreggio, uno? E quindi sei uno? e quindi sono un papavà. E cosa- Papavà 100% originale. Ma devi tradurlo per chi non... Cosa vuol dire Diciamo papà? che è il soprannome dei sanluresi e sarebbe il mangiafave. Mangiafave. Perché è zona di legumi. Assolutamente, legumi e cereali, infatti in questo periodo sto tagliando. Volevo sapere a New York a quanto la stanno dando, perché così Non mi... ci siamo ancora collegati con New York, Dopo però lo dopo glielo scopriamo. chiediamo. Fatemi sapere perché voglio sapere il prezzo. Beh, per il problema è portarglieli adesso, Carlo. Senti, Sì, ma quello sì. cosa stai coltivando davvero in questo periodo? Cosa Allora, in c'è? questo periodo Fave, diciamo, piselli? Ma sì, stiamo anche tagliando fave verdure? piselli, verdure, biettole, lattughe e stiamo preparando appunto, continuando a curare quelle che sono le cipolle, le patate per avere poi il raccolto tra qualche mese. Senti, per chi non fosse sardo, magari ti ascolta adesso live per la prima volta, spieghiamo una cosa, che cos'è Susturru e perché li odi? Perché in Allora, una canzone c'è proprio una fase sì, che sì. secondo me gli animalisti non sarebbero neanche tanto contenti, quindi analizziamola. Più che altro, infatti, non è che voglio fare violenza sui susturus, che sarebbero gli storni, gli animali che proprio, gli uccelli neri, eccoli, quelli che fanno tanti bei disegni in cielo, che però nel momento in cui c'è la raccolta tipo di olive, uva, eccetera, vanno e depredano tutto. Quindi io naturalmente nel mio pezzo vado solo gentilmente Beh, li denigri. a spiegare la situazione, ecco, sì. Cioè, invita cortesemente ad andare a fare i cerchi del grano in cielo. Lontano, molto lontano. Ma ce la fai sentire adesso? O devi tornare in un posto in cui prende meglio? Come mi sentite voi? Se mi Bene, sentite Bene, bene, bene. Stiamo Ma bene, abbiamo anche stiamo l'accompagnamento dello Sting delle Allora, pendici del WWF o no? guarda, giusto a caso così ho qua un'armonica Ah, fantastico, ok. e qua una chitarra, ma giusto così, un caso. Ma proprio? Peraltro non hai neanche lo spritz, a volte No, in campagna... allora, lo spritz servirebbe in certi momenti, in altri è meglio evitare, ecco. Ok. La saggezza della campagna. La saggezza, ecco. 3 anni in campagna e sei già diventato saggio. Allora, è una canzone in lingua inglese, giusto? Perché si Sì, intitola questa è Countryman. l'unica canzone che ho scritto in inglese, infatti lingua si inglese. intitola Countryman. Countryman. Countryman, che in italiano sarebbe, diciamo, un gentiluomo di campagna, ma in Campagna. sardo, dove la Sommin campagna esatto. viene detta sattu, Tu e quindi sattu. diventa somini desattu. Eccolo Come qua, esatto. che poi è il nome, qui faccio la pubblicità della mia azienda agricola. Davvero? Ah, Eh che sì, bello. poteva essere Non solo lo un sapevamo noi, Torna tutto. No, Che- fatturiamo comunque però, anche se non lo sapevamo. a fine Soprattutto puntata- nessuno può andare a comprare, quindi a posto. Assolutamente no, in questo periodo no. Vai. I'm a countryman, come esatto Zeo, Come esatto, molto di ragazzo già scalao. Galao. I'm a countryman, come esatto Zeo, caso più no teu su già spacciao. Papa Uga sallo casa, papa roccia sa, che non dici che sei sicuro non ti va a passare. E sti spacciao su depe su sparao, e sti depe poi occhiello su a tutto ti inclubao. Fammi vai su breu a sa presa, altro che ci vai a mari. O verri su si foi, che abbiamo a rume noi, che sagano che sti già spizzendo su me voi e sa. Sturru su, sturru su, Budruzu. sturru su, pudru su. Grande! Fatta così sembra quasi amore, poi susturrus, no? Quasi, è quasi. riuscito, è un grande artista, è riuscito a prendere praticamente la coda dettata dalla connessione scadente per fare un finale ad effetto. Questo... Un finale quasi animalista, diciamo. Quasi animali.
Ascolta, ma non hai cani attorno, no? Non hai Allora c'è il signor Pau che sta girando prima, purtroppo. Scusa, vedi, come si chiama? Che sarà... Pau. Ma sì. il cane? Sì, il cane si chiama Pau, poi ci È un sono nome Barbara, catalano, gli hai dato. Santana. Oppure un cognome sardo? Sarà un Cognome chihuahua, sardo immagino. o un nome catalano. Allora, il nome deriva dalla zona, non so se conoscete Pau, nella zona vicino Certo. Villaverde. Era È Ok. un sardo. cane fighetto praticamente. Sarà un È un sarà un cane che ha dei chihuahua. colori che ricordano il porcino. E quindi, giustamente, Pau mi sembrava il nome giusto. Aspetta che lo faccio. Ma sarà un chihuahua, sarà. Ma Sarà un sì, barboncino. cane da compagnia, immagino. Ma che cane potrà mai avere In Randaggi un'azienda Usardo? così. Ma che cane Chihuahua potrà... o i Paris Hilton, io me lo immagino Eccolo così. qua. Vabbè, dai, è dolce. Che razza è? Allora, questo è un fonese. Allora, diciamo che col padrone è tranquillo, in teoria. Ah, ecco. C'era un trucco qui. Anche perché ha la testa più grande della tua. Ma L'hanno sì, rinominato Beppe Vessicchio, non so perché, ma è una somiglianza. Cioè, guarda. però è meglio non entrare in un campo se non è il tuo. Diciamo che come deterrente funziona. Ecco. Cioè, se solo potesse volare questo cane, Carlo. No, che poi ha le chiavi, quindi quando Rincorrere. vuole esce e ti rincorre anche fuori. Carlo, grazie, è stato davvero un Grazie a Grazie, piacere. Carlo. Buona Piacere campagna. Ciao, grazie. Asimili con saluti. Ciao. Carlo. Ciao. Ciao. Adesso ci spostiamo di nuovo dalle campagne di San Luri, Medio Campidano, andiamo a New York, dove ci sono Lorenza e Avram, o dovrebbero esserci. Ma non ci Avram. crede nessuno, dai, eravamo a San Luri, mica stiamo andando davvero a New York, C'è è davvero che non ci sono. Milano. Un'arpa, non c'è nessuno. Lorenza, Ciao Lorenza. eccola! Fantastico. Allora Lorenza, noi abbiamo fatto dei viaggi, siamo passati da Milano, poi siamo andati a San Luri e adesso siamo da voi a New York. Tu sei però di Cagliari, vivi a New York da una decina d'anni, ci vuoi dire che lavoro fai o facevi fino a qualche giorno fa, insomma? Dunque, io sono una production designer e credo si possa tradurre con scenografo più o meno. Significa che lavoro come designer per i film, essenzialmente. Quindi Hai film veri? Grafica. Cinema e serie TV? Anche sì, cinema e serie TV. Diciamo anche che stavi iniziando a farlo davvero, proprio da professionista, e poi è arrivato il Covid. Sì, in realtà ho lavorato per diverso tempo in produzioni indipendenti, alcune più o meno grandi, alcune mi hanno dato grosse soddisfazioni, però recentemente avevo fatto l'esame per le Union, che è un'associazione di categoria, possiamo dire, e quello ti dà la possibilità di lavorare per i grossi studi cinematografici americani. Quindi sì, è vero. Cioè stavi per iniziare proprio a lavorare davvero? Un lavoro vero di quelli con l'assicurazione sanitaria, per intenderci. Vabbè, no, noi la consideriamo una pausa, poi riprenderà da là. Senti Lorenza, e come sei arrivata in questi 10 anni da appena sbarcata a New York a fare questo lavoro che è il lavoro bello che ti piace fare? È stato un percorso un po' lungo, direi, forse un po' più lungo di quel che avevo previsto. È iniziato tutto con alcuni veramente film. L'inizio non potevo fare niente, come ti ho detto, non sapevo non conoscevo la lingua, non conoscevo la professione, eccetera. Ho iniziato a lavorare in delle art crew dei film indipendenti e poi ho deciso di riscrivermi all'università. E quindi niente, lì è iniziato poi un percorso completamente differente, nel senso ho iniziato a conoscere molte persone, registi, insegnanti, non solo scenografi ma costumisti, insomma una grande famiglia, e poi quando ho finito abbiamo iniziato a lavorare insieme. Ma hai fatto anche quei lavori veri che fa la gente, tipo la cameriera all'inizio? Come ti ho detto, all'inizio mi sono innamorata di New York e come tutti gli innamorati ero anche un po' incosciente. Quindi sono arrivata qua senza conoscere l'inglese, senza avere il permesso di lavoro e all'inizio ho dovuto fare tutti i lavori più orribili possibili per sostenermi, per guadagnare. Ma nel frattempo comunque facevo qualcos'altro, ho studiato arte, ho conosciuto Avram. Hai imparato l'inglese. Infatti. Sei riuscita in tutto questo a sposarti,
con Sì, un con un jazzista di Brooklyn un jazzista che... americano, originario di San Francisco, adesso viviamo a Brooklyn. Lorenza, Diciamo la quarantena con un musicista com'è? Quante ore al giorno di seguito suona? Allora, suona tutto il giorno qualsiasi tipo di strumento, tutto quello che trova in casa e ne vedo anche spuntare di nuovi. Ieri a un certo punto l'ho visto maneggiare un flauto con delle incisioni cinesi che non avevo mai visto in 10 E anni. dove l'ha comprato? Online? L'ha comprato, l'ha trovato da qualche parte, Spuntano non so. fuori da quello Sta tirando studio. fuori l'impossibile, suona tutti gli Farà strumenti. baratti con i vicini? I vicini sono contenti, Flavio. I No, vicini son dico, contenti. starà barattando tipo vasetti di Ah. pesto italiano in cambio di Il flauti lievito, cinesi. no, la moneta, È il la lievito. moneta unica in tutto il mondo è cosamente il lievito. Anche a Io New York. proporrei una jam con Nicola Muscas che col flauto dolce è bravissimo. Secondo me potrebbero Il fare... flauto dolce elettrificato. Senti Lorenza, Quando volete. avete una casa enorme come i calciatori in quarantena Di cosa o stai parlando? Esattamente. piccola ma col terrazzo? Abbiamo una casa piccola, è più che sufficiente per noi, però con un albero meraviglioso che se voi ti faccio Faccelo vedere, sì. Wow. Bello. Dai, questo è proprio uno scorcio Bello. newyorkese. Ma Avram adesso suona per noi? Ne ha voglia? Ha Sì, ma meditato? certo, Ce lo credo proprio di sì, presenti? non si è connesso ancora, non lo vedo. Lì. Era connesso, Era l'abbiamo connesso, ma è perso. Si è scomparso. disconnesso. Ok. No, e credo stia nel suo micro Dagli un studio. urlo, digli che lo stiamo aspettando. Avram è un musicista importante nella scena jazzistica newyorkese e studiava ad Harvard, giusto? Non mi ricordo cosa. A un certo punto ha deciso che voleva fare Era quello musica. che dice pre-med, quindi no, you have to turn it on. E Pre-med, quindi sì, medicina con un indirizzo, credo psicologia, se non sbaglio, non lo so, è successo un po' di tempo fa. perché padre era un medico molto importante e poi a un certo punto ha deciso che voleva dedicarsi totalmente alla musica. Ok, eccolo qua. Eccolo. Hi, Adrian. Hi, Ciao, Avram. ciao. How's Hello, going? New York, live from New York Hello. City. Yeah. You are Are you ready enjoying to this play for time, us? aren't you? Come on, I'm a performer. I'm a Ok. musician. Aspetta, adesso eccolo qua. Hello. Here's the Avram. tour. You're getting a little tour. 1 second, we'll be ready. Ok. So Avram, My friend, how are you? I'm fine, thank you. Which instrument are you gonna play now? Sto parlando con l'inglese di Uta, che ha un... Che Today, tutti noi I condividiamo. will play for you a little bit of tenor saxophone. Ok. Okay. Questo è il famoso flauto elettrificato, no? Yeah, Esatto. so here you have the flute, you have alto saxophone, you have bass clarinet, piano, but I will play a little tenor saxophone for you. I'm really excited to play for Italy today. Sardinia, South Sardinia, North Sardinia, Capoterra and Rome. Okay. So, I will be playing a piece by Ornette Coleman. This is called Focus on Oh, wow. Sanity. Oh, wow. Focus on Sanity. Avram Pfeffer, live da New York.
Avram, thank you so much. My pleasure. Ci vediamo in Italia quando verrai a suonare al nostro festival dalla piazza, dalla spiaggia, dovunque lo faremo. Grazie, grazie Avram, ciao. Bye. Ciao, Bye. ciao, ciao. Allora, adesso abbiamo un gran finale, beh, insomma, questo era già emozionante perché eravamo in un bellissimo studio di New York, di Brooklyn, ma adesso ci spostiamo addirittura a Capoterra. Abbiamo un finale Certo. tutto dedicato ai bambini, quindi Certo. se ci state ascoltando e avete dei bambini, mandateli subito, cioè voi potete andare via e fate venire i bambini a vedere questo finale, perché quest'uomo qua giù che fa il geometra, ma poi si trasforma, gli crescono i capelli, mostra i Silver Fox. tatuaggi. Sì, esatto, è appunto Renzo Cugis ha performato, come si dice, in tutto il mondo con un suo socio nella formazione Filas Rock and Roll. Hanno fatto spettacoli in tutto il mondo, davvero, a Miami, sembra una battuta ma è vero, in tutti gli Stati Uniti, con questa formazione Filas Rock and Roll che canta canzoni per bambini, però che possono sopportare anche i genitori perché il sound sotto è quello rock e quindi è piacevole. E adesso farà una canzone straordinaria, poi subito dopo abbiamo il contributo finale del nostro grande disegnatore Riccardo Azzeni, piccolo, tascabile, ma educato e molto talentuoso. In realtà è quello che ha fatto la cosa più bella per questa prima puntata. Per le prossime cercheremo di sollevare tutti i livelli in modo di starli appresso. Riccardo Azzeni ha fatto un finale bellissimo, possiamo dirlo un po' alla Macox, visto che il nostro punto di riferimento è quello, e basta. Poi ci vediamo la prossima volta, che non sappiamo quando è, con qualcuno che non sappiamo chi è. Grazie a Nicola Mussas, grazie a Paola Soriga da Roma, Renzo Cugis dal suo bunker di Capoterra. Cosa devi fare adesso, Renzo, come canzone? Beh, in effetti intanto è una lezione anche, no? Sì, ma intanto sono particolarmente contento di suonare dopo un jazzista del genere, dopo un musicista del genere, perché è una grande soddisfazione, uno si sente tranquillo. È una lezione di biologia, zoologia, praticamente perché noi sveleremo oggi un segreto. Sveleremo, per chi non lo sa ancora, un mistero, ovvero finalmente scopriremo come fa il coccodrillo, che nessuno Ma ha dai. scoperto. Abbiamo scoperto noi. Incredibile.
Attenti, devo dire una cosa importante, una notizia per l'umanità. Ho fatto una grandissima scoperta che tutti stupirà. Una cosa davvero eccezionale, eccola qua. Ho fatto 1000 studi, 1 milione di ricerche, prove, poi tanti esperimenti. Di quello che dirò, voi bambini sarete i più contenti. Lo spiegherò per bene nelle università. Ho scoperto finalmente il coccodrillo come fa. Voi lo sapete come fa il coccodrillo, no? Non lo sapete, vero? Ve lo dico io. È un animale che fa male, ti può mandare all'ospedale. Non devi avvicinare il dito che non gli manca l'appetito. Se il coccodrillo ti dà un morso, ti portano al pronto soccorso. Non gli stare troppo vicino, per lui sei come uno spuntino. Sei meglio di un panino, sei tipo un tramezzino o anche un salatino. Baribidimbo.